Migliaia di documenti, file, copie di contratti, chiavette USB, hard disk esterni e computer sequestrati nelle 140 perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza in case e uffici di società in diverse regioni italiane coinvolte nelle indagini sul consorzio Venezia Nuova. Una tale mole di documenti il cui esame potrebbe impegnare gli investigatori per almeno un anno. E prima notte agli arresti domiciliari o con l'obbligo di dimora per le 14 persone finite nel mirino dell'indagine della Guardia di Finanza di Venezia che ha scoperchiato un altro sistema illegale. Sonni poco tranquilli anche per il centinaio di persone comunque coinvolte a vario titolo nella stessa indagine. Già agli inizi della prossima settimana il GIP veneziano Alberto Scaramuzza sentirà le persone raggiunte da provvedimento restrittivo, tra cui quello che dagli inquirenti è considerato il deus ex machina, l'81enne ex direttore del Consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati, dimessosi dal Consorzio il 28 giugno scorso. Per il PM Paolo Tonini, titolare dell'inchiesta, era lui Mazzacurati a decidere quali imprese dovessero lavorare o meno per il Consorzio, facendole partecipare a gare d'appalto di altri enti a sua discrezione. Indagini che appureranno anche l'eventuale costituzione di fondi neri, soldi parcheggiati all'estero, si parlerebbe di almeno 6 milioni di euro. Vicenda Mantovani, la commissione d'indagine sul project financing ed ora questa. Danno di che pensare all'opposizione in regione. Una considerazione su come nell'ultimo ventennio, quindicennio, da questo punto di vista, siano state gestite le grandi operazioni infrastrutturali del nostro territorio. Che vi fosse un vocio su una scarsa trasparenza, ecco, da questo punto di vista, c'era. Sulla vicenda interviene anche il nuovo presidente del Consorzio Venezia Nuova, Mauro Fabris, entrato in carica il 29 giugno. Fabris annuncia in una nota che già per martedì prossimo ci sarà un direttivo nel quale si valuterà, dice, quello che deve essere fatto, ovvero, spiega, terminare una riorganizzazione interna che sancirà una discontinuità con la gestione precedente. L'obiettivo, conclude poi, resta portare a termine l'opera che è peraltro già al 75% della sua realizzazione. Le risorse sono già state assegnate da tempo dallo Stato. Massimo rispetto per l'indagine, ma adesso la politica deve fare una riflessione.